L'Occidente vive di simboli e trae dal passato gran parte del suo immaginario. Così, il castello è metafora della vita, emblema della psiche, allegoria dell'essere. Da millenni in Friuli Venezia Giulia si incontrano e talvolta si scontrano etnie, culture, civiltà diverse. Già in periodo preistorico, molte alture della nostra regione furono rafforzate da opere di difesa, i cosiddetti castellieri. Nel 181 a.C. i Romani fondarono Aquileia, grande città fortificata, qui ricostruita con la tecnica della computer grafica nel suo momento di massimo splendore. Alla foce del Natissa era nata Grado, primo ingresso al vasto sistema portuale di Aquileia. Il primo nucleo abitato era circondato da mura, il castrum, la cui indelebile impronta coincide ancora oggi con la pittoresca città vecia. Centro protetto da mura robuste fu Forum Iulii, ovvero Cividale, una delle perle artistiche e architettoniche del Friuli. In epoca romana fu luogo di riposo invernale per le legioni che dovevano controllare il centro e l'oriente europeo. Insediamento importante fu Iulium Carnicum, oggi Zuglio, una città situata sulla via dell'Ambra e dell'Oro, un tempo fiorentissima, come testimoniano ancora le sue rovine. Queste città fortificate erano i cardini di un complesso sistema difensivo che i Romani edificarono fino al V secolo e che si componeva di una serie di forti, torri di avvistamento, campi fortificati che munivano le alture strategiche della Pedemontana orientale e l'imboccatura delle valli fluviali, grosso modo da Duino fino a Venzone e ancora più a nord in Carnia. Dopo la caduta dell'impero romano seguì un secolo di confusione e disordine. Alla fine del V secolo i Goti invasero l'Italia. L'impero romano d'Oriente intervenì per riportare l'ordine in questa parte d'Italia. I bizantini furono a loro volta sopraffatti dai Longobardi. Nel IX e X secolo, dopo aver sconfitto i terribili Ungari, le cui scorrerie avevano immiserito il Friuli, l'imperatore tedesco Ottone I cominciò una poderosa opera di rafforzamento delle fortificazioni. Gran parte dei castelli del Friuli traggono le loro origini da quel periodo. È dopo l'anno 1000 che in questa zona d'Italia si affermano due potenze di rilievo regionale: il Patriarcato di Aquileia e la Contea di Gorizia. Il tentativo patriarcale di rintuzzare il dinamismo dei goriziani è alla base di quasi tutte le battaglie che funestarono il Medioevo friulano. Questa realtà fu spazzata via dall'incalzare di nuove potenze. Venezia si impossessò del Patriarcato già nel 1420, mentre nel 1501 gli Asburgo ricevettero in eredità la Contea di Gorizia. Veneziani e austriaci continuarono a confrontarsi per quasi 2 secoli, sotto la continua minaccia delle invasioni turche. Grosso modo dal XVI secolo il concetto tradizionale di castello venne stravolto dall'introduzione dell'artiglieria. Palmanova, meravigliosa stella a 9 punte, costruita agli inizi del Seicento, è simbolo e apice di millenni di strategia difensiva. Il Friuli Venezia Giulia, nonostante guerre e terremoti, possiede ancora un patrimonio castellano affascinante. Cominciando dai castelli della provincia di Trieste, cerchiamo di conoscerlo. Il villaggio di Monrupino fu abitato fin dalla preistoria, quando su quell'altura sorgeva un castelliere. Su quelle fondamenta, nel Medioevo, sorse un borgo fortificato che per secoli protesse le popolazioni della zona dalle scorrerie degli Ungari e poi dei Turchi. Il castello di Muggia domina il bel porticciolo e la caratteristica cittadina veneto-istriana, impreziosita dall'elegantissimo Duomo costruito nel 1263. Il castello fu distrutto insieme a tutta la città vecchia nel 1356, nel corso di una delle infinite diatribe tra i conti di Gorizia e i patriarchi di Aquileia.
Il castello di Trieste si trova nel punto più elevato della città storica, dove sorgeva nell'antichità un importante insediamento romano. Esso si trova infatti accanto a ciò che resta dell'antico foro. Fu costruito dai veneziani nel XIV secolo su precedenti costruzioni difensive di origine romana e medievale. Il suo attuale aspetto di possente fortezza risale al XV secolo ed è opera degli Asburgo. Attorno ad esso Trieste fu abbarbicata e protetta da una cerchia di mura che arrivava al mare, fino al periodo di Maria Teresa, l'imperatrice che diede un nuovo impianto urbanistico alla città. Non si può dire di aver visto Trieste senza una visita a Miramare, il candido palazzo di pietra d'Istria immerso nel verde di uno splendido parco che nel secolo scorso Massimiliano d'Asburgo, fratello dell'imperatore Francesco Giuseppe, fece costruire su uno dei tratti più incantevoli della riviera triestina. Visitabile in tutti i periodi dell'anno, questa romantica dimora fu costruita dall'architetto Juncker tra il 1856 e il 1860, con bianche torri merlate e terrazze che degradano verso il mare. È da tempo immemorabile che un castello svetta sul promontorio di Duino. Il luogo fu abitato dai Celti che lo elessero probabilmente al culto della luna, mentre al tempo dei Romani qui c'era una robusta fortificazione, fondamentale nella strategia della difesa costiera e sentinella della via Gemina, che univa Aquileia a Emona, l'attuale Lubiana. È questa torre, le cui fondamenta sono probabilmente bimillenarie, la parte più antica del castello, che vi si sviluppa intorno, nelle forme attuali, dal 500 in poi, sotto la famiglia degli Ofer e poi sotto quella dei Della Torre, diretti antenati dell'attuale proprietario, Carlo Alessandro von Hohenlohe Turnum Taxis. Ma chi, se gridassi, mi udrebbe dalle schiere degli angeli? Così il grande poeta Rilke apriva le sue elegie duinesi. Era il 1912, ma il castello possiede ancora il fascino che irretì il poeta tedesco, che qui passò un lungo periodo della sua vita. Queste stanze, questi saloni, ospitarono personaggi importanti. Il musicista Liszt, l'imperatrice Elisabetta d'Austria, lo scrittore americano Mark Twain, il poeta francese Paul Valéry, Gabriele D'Annunzio ed Eleonora Duse, Hugo von Hofmannsthal. Tutti ne ricavarono ispirazione e un ricordo d'incanto perenne e magico. La leggenda vuole che di qui sia passato anche l'Alighieri, venuto a Duino nel 1311 in occasione dell'incoronazione a re d'Italia di Arrigo IV da parte del patriarca di Aquileia. Di quella visita memorabile resta il nome di questo isolotto coperto di macchia mediterranea, lo Scoglio di Dante. Storia e leggenda.
Questo alto scoglio, sul cui apice restano le rovine di un'antichissima rocca distrutta dai turchi nel 1400, fu dedicato alla Dama Bianca, in memoria di una tragica storia d'amore che finì con la morte di una bella signora nei flutti tempestosi. All'ombra di uno splendido lecceto a picco sul mare, in viali ombrosi e freschi, ornati da fiori di ogni tipo e di ogni colore, il castello di Duino offre ristoro e pace a ospiti illustri e ai visitatori. Un castello incantato, come il suo famoso dirimpettaio di Miramare, con in più l'inestimabile pregio dell'antichità. Il castello di Duino come uno dei più preziosi gioielli del Mediterraneo, un luogo deputato a frequentazioni illustri, nell'intatta cornice che all'inizio di questo secolo ispirò al grande Rilke alcune delle sue liriche più belle. In provincia di Gorizia comincia quella serie di castelli e fortificazioni che, risalendo la Pedemontana orientale, raggiungono Venzone. Punto più settentrionale del Mediterraneo, Monfalcone era uno degli anelli importanti di quella catena difensiva posta a guardia dei confini orientali. Sul colle sorgeva un castelliere che i romani rafforzarono. Il torrione quadrangolare risale al XIII secolo, mentre la muraglia circolare che la difende fu costruita verso il Cinquecento per far fronte alle minacce dei turchi. Il castello fu un importante nodo strategico fino all'inizio del 1600. Risalendo l'Isonzo si arriva a Gradisca, gradevole cittadina che ancora oggi conserva l'aspetto di un centro fortificato, voluto alla fine del XV secolo dalla Serenissima. I veneziani, infatti, nel 1473 iniziarono la costruzione di una fortezza nel luogo in cui, fin dal periodo pre-romano, sorgeva un castelliere. Duplice lo scopo, farne un caposaldo contro gli austriaci e le invasioni dei turchi. Ma nell'autunno del 1499 questi ultimi aggirarono le sue mura possenti e sciamarono incontrastati nella pianura friulana. Anche Leonardo da Vinci, sembra, fu chiamato per fornire indicazioni su come rendere imprendibile la fortezza. Ma nel 1509 essa fu conquistata dagli austriaci e a nulla valsero i ripetuti tentativi veneziani per riconquistarla. Gradisca rimase agli austriaci per oltre 300 anni. Nel secolo scorso il castello fu trasformato in un carcere e tale rimase fino alla Prima Guerra Mondiale. Risaliamo ancora le azzurre acque dell'Isonzo per raggiungere Gorizia, città che si affaccia alla ribalta della storia in un documento del 1001. Simbolo stesso della città e della sua storia movimentata, il castello, che fu semidistrutto durante la Grande Guerra, è il frutto di una ricostruzione filologica che ne fissa la complessa architettura in quello che doveva essere l'aspetto attorno al XVI secolo, dopo i lavori di rafforzamento che seguirono la breve dominazione della Serenissima. Del suo primitivo aspetto abbiamo scarsissime tracce. Un sigillo e soprattutto le fondamenta dell'antico mastio che ancora si vedono nel cortile dei Lanzi. Il corpo occidentale, o Palazzo dei Conti, è la parte più antica e risale al XII secolo. È abbellito da bifore romaniche. Risale invece al 400 la parte più orientale, ovvero il Palazzo degli Stati Provinciali. Il castello, nel Medioevo, fu sede dei conti di Gorizia, che ne fecero il centro di un vastissimo territorio che nel suo momento di massima estensione andava dall'Istria fino al Tirolo e contendeva tenacemente il dominio sul Friuli al Patriarcato di Aquileia. Leonardo, ultimo conte di Gorizia,
morì nel 1500 senza eredi e la contea passò sotto il dominio degli Asburgo. I veneziani lo conquistarono nel 1508 e lo tennero fino al 1509, rafforzandone le strutture difensive. Attorno al castello, nella prima cerchia di mura, ancora oggi si può ammirare lo splendido borgo medievale. Il castello di San Floriano, risalente al XV secolo, si trova sulla sommità del colle omonimo, nel Collio Goriziano, ed appartiene ai conti formentini dal 1520, quando il nobile vinciguerra Formentini di Cividale lo acquistò dai signori Ungrispach. Il colle fu abitato fin dai primi secoli dell'era volgare, ma la prima citazione risale al 1170. Il castello mantenne la sua struttura originaria fino al 1616, quando fu coinvolto nella guerra di Gradisca, che vedeva opposta la Serenissima agli Asburgo. Oggi il castello è sede di un'articolata attività agrituristica. Antichissima la storia della rocca che ancora oggi domina la bella cittadina di Cormons. Il monte Quarin, sul quale sorge, sembra fu abitato dai Celti. Anche i Romani lo abitarono. Sulla cima del Quarin costruirono una roccaforte che faceva parte di quel sistema di fortificazioni che, andando da Aquileia a Gemona, faceva da guardia ai confini orientali dell'impero. Durante l'Alto Medioevo, i Longobardi rafforzarono la rocca, che nei secoli bui servì ai coloni che abitavano sotto il monte, quale sicuro rifugio durante le scorrerie degli Avari. Come doveva apparire il castello di Cormons prima della sua distruzione, avvenuta nel XVI secolo? Prendiamo spunto dalla cartina che un anonimo architetto tracciò nel 1841, quando le tracce delle mura erano ancora visibili. Con una funzione eminentemente militare, il castello di Cormons conservava più l'aspetto di un accampamento fortificato che quella classica di dimora nobiliare circondata da torri e bastioni. Lo sviluppo delle sue mura, oltre ad avere la motivazione di proteggere interamente la cima del monte, serviva anche durante gli assedi e le scorrerie dei barbari, o più tardi dei turchi, ad accogliere le popolazioni della città bassa. Dalla rocca di Cormons al vicino colle di San Giorgio, dominato dalla torre militare che nel corso dei secoli è diventata il pittoresco campanile di una chiesetta. Poco lontano, con il suo caratteristico muraglione fiancheggiato da due alte torri, il castello di Trussio sorge a mezza collina, sotto la località di Lutars, a guardia della vallata del fiume Iudrio. Risalente al XIII secolo, il castello fu di proprietà dei conti di Fratta e quindi dal XIV al XIX secolo dei conti di Spilimbergo, che lo utilizzarono come residenza di caccia. Oggi è sede di un rinomato ristorante. Seguendo i numerosi castelli della Pedemontana orientale, entriamo in provincia di Udine e da Trussio, prima di proseguire verso nord, facciamo una breve digressione verso ovest, dove la piana dello Iudrio è dominata dall'antica abbazia fortificata di Rosazzo, citata per la prima volta nel 1048, ma probabilmente edificata già nel IX secolo. Le sue mura affrontarono con successo numerosi assedi. Ritornando verso nord-est, troviamo l'elegante castello di Rocca Bernarda, con le caratteristiche torri a pianta circolare. Nel Medioevo il colle, di proprietà di Cividale, passò prima ai Capoferro e poi a Bernardo di Valvasone, che decise di costruirvi una residenza fortificata. In suo onore il castello fu chiamato Rocca Bernarda. Il suo attuale aspetto risale al 1567. Oggi è sede di un'importante azienda agricola.
Da secoli l'Arcigno Castello di Albana sta a guardia della valle dello Iudrio. Citato già nel 1161, ai tempi del suo maggiore splendore, il signore di Albana, agli ordini dei conti di Gorizia, controllava i traffici che si svolgevano attraverso questa vallata. Anch'esso ospita attualmente un'azienda agricola. Poco lontano da Cividale, Castelmonte, molto più noto come santuario. La sua esistenza è documentata dal 1175. La statua della Madonna che si venera ancora oggi fu portata nel 1475. Le sue potenti fortificazioni avevano un duplice scopo: proteggere le popolazioni vicine dalle incursioni turchesche, ma anche i tanti tesori di quel luogo di culto da possibili assalti di banditi. Poche città possiedono il fascino di Cividale, in cui il vento freddo che discende dalle valli del Natisone sembra raccontare storie di cavalieri. Cividale è una delle città più antiche del Friuli, un gioiello dal punto di vista storico e architettonico. Situata in gran parte sulla sponda destra del Natisone, fu sempre militarmente influente. La sua importanza si accrebbe dopo l'invasione dei Longobardi, che vi lasciarono tracce indelebili. Una moltitudine di rari reperti sono custoditi nel museo archeologico. Cividale fu fino al secolo scorso città fortificata. Nel Medioevo fu sede patriarcale e per lungo tempo contestò a Udine il ruolo di capitale del Friuli, concreta e agguerrita terza incomoda nelle lotte tra patriarcato e conti di Gorizia. Ogni anno, nel giorno dell'Epifania, vi si svolge la Messa dello Spadone, un antico rito religioso arricchito da una credibile rievocazione storica. I resti dei castelli di Cucagna e di Zucco sorgono sul monte Carnizza, a guardia dell'antica strada che da Cividale conduceva a Tarcento. La torre di Cucagna, alta ben 22 metri, è l'unica del Friuli conservata nella sua originale integrità. Il nome di Cucagna è documentato dal 1186. Il vicino maniero di Zucco fu costruito sempre dai Cucagna nel 1248. I due castelli furono in parte abbattuti dai Veneti nel 1521, poiché i loro signori avevano parteggiato per l'imperatore tedesco Massimiliano I contro la Serenissima. I ruderi del castello di Partistagno sono sicuramente fra i più imponenti del Friuli. I primi documenti in cui viene citato risalgono al XII secolo, ma il maniero che sorgeva nel cuore del feudo dei margravi di Moosburg era uno dei punti chiave di quella fascia di castelli pedemontani voluti nel X secolo da Ottone il Grande. Incendiato durante i moti che sconvolsero il Friuli nel 1511, oggi soltanto un alto rudere ci ricorda che sopra Tarcento sorgeva un possente maniero. Accanto ai suoi resti si svolge oggi un rito che affonda le sue radici in tradizioni celtiche, il Pignarul, rogo propiziatorio della fecondità dei campi che si ripete ininterrottamente da millenni e che nella notte dell'Epifania accende di 1000 roghi la campagna friulana. Il castello di Artegna sta a guardia da oltre un millennio della media valle del Tagliamento. Il castello, ora in restauro, fu gravemente danneggiato dal terremoto del 1976. Durante la sua lunga storia passò attraverso molte dominazioni. Nel 1389 entrò in possesso della famiglia dei Savorgnan, che lo hanno conservato fino ad oggi.
Dalle montagne ci avviciniamo alla vera porta del Friuli, verso il nord, dove il tagliamento si apre la strada tra le Alpi e la pianura. Due munite sentinelle facevano la guardia a questo nodo strategico, militare e commerciale. A sinistra del fiume, Gemona, una delle più belle cittadine del Friuli, il cui suggestivo castello, distrutto quasi completamente dal sisma del 1976, è in fase di ricostruzione. Gemona conserva uno dei capolavori architettonici del Medioevo, il Duomo, in cui ogni anno si svolge la Messa del Tallero, occasione per il pittoresco ritorno agli splendori del Medioevo, quando questa cittadina contendeva armi alla mano a Cividale, a Udine e a Venzone il dominio su queste zone. Di fronte a Gemona, Osoppo sorge dalla pianura come un enorme sasso posato sul letto del tagliamento. Il colle di Osoppo fu fortificato fin da epoca romana per la sua evidente posizione strategica. Dall'alto di questa imprendibile sommità, i Longobardi resistettero contro i terribili Avari. La fortificazione appartenne quindi al patriarca di Aquileia e poi ai Savorgnan, che lo difesero contro le truppe austriache agli inizi del 1500. A Osoppo, i patrioti del Risorgimento italiano scrissero una pagina di storia, tenendo testa a lungo alle truppe asburgiche. A chiudere la lunga serie dei castelli e dei forti che da Duino risalgono tutta la pedemontana orientale del Friuli, ecco l'austera Venzone, dalle bianche mura, straordinario esempio di città murata. Venzone viene nominata per la prima volta nel 1001, ma le sue origini si perdono nella notte dei tempi. Venzone fece parte dei domini del patriarcato di Aquileia e fu governata dalla famiglia Valdsee, di origine sveva. Nel XIII secolo la cittadina passò ai Mels, che cominciarono la costruzione delle mura. Ciò scatenò le ire dei vicini gemonesi e tutta una serie di violente rivalità. Anche in questo caso si ripeté la secolare dicotomia del Friuli medievale, con il patriarcato schierato a favore di Gemona e i conti di Gorizia che parteggiavano per Venzone. Nel XIV secolo questo piccolo gioiello dell'architettura medievale raggiunse un'invidiabile posizione economica e commerciale, che ne fece una delle cittadine più ricche del Friuli. Ma prima di ritornare ai castelli friulani, spingiamoci ancora a nord, in Carnia. Zuglio Carnico e Invillino, con i loro interessanti reperti, ci raccontano della dominazione romana e quindi longobarda su queste zone. Ma altri castelli e fortificazioni costellano la Carnia. Le origini di Tolmezzo, capitale della Carnia, risalgono al X secolo, quando i patriarchi del Friuli la ampliarono e la fortificarono. Ben poco resta delle antiche mura, che furono abbattute quasi completamente nel secolo scorso. Resta invece quasi intatta a dominare la valle sopra Paluzza Torre Moscarda, eretta nel XIII secolo dal patriarca Gregorio di Montelongo, probabilmente su resti di fortificazioni romane. La torre faceva parte di un vasto sistema fortificato a guardia dei traffici da e per l'Alta Carnia. Dell'antica fortezza di Tarvisio restano oggi due torri quattrocentesche che sorgono accanto alla bella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. La prima, a base circolare, custodisce un ossario dei caduti in guerra. La seconda, di forma ottagonale, funge da battistero. Direttamente dal Medioevo, Tarvisio ospita in dicembre la inquietante e suggestiva notte dei Krampus, demoni che simboleggiano le forze oscure e vitali della terra e della natura.
Dalla montagna al centro del Friuli, nella magnifica zona dell'anfiteatro morenico, una delle più pittoresche della regione e più ricca di castelli ben conservati, situati sulle sommità di quei dolcissimi lieti colli che vanno da Udine a San Daniele. Su una collina isolata al centro della pianura, ecco il castello di Udine, perno storico delle vicende friulane. Il grande palazzo fu portato a termine nella seconda metà del Cinquecento dall'architetto Giovanni da Udine. Oggi l'imponente dimora ospita i civici musei di storia ed arte, con una pinacoteca di grande respiro e un comparto archeologico secondo soltanto a quelli di Aquileia e Cividale. Il castello domina la capitale del Friuli e uno dei più suggestivi spazi architettonici d'Italia, Piazza Libertà. Non sempre l'aspetto del castello di Udine fu quello di grande palazzo e le sue tormentate vicende ci servono a capire la storia stessa del Friuli. Nel XV secolo la città si era divisa in due fazioni acerrime nemiche, gli strumieri filo-imperiali e gli zamberlani filo-veneziani, sostenuti dalla potentissima famiglia dei Savorgnan. Questo era forse, prima del fatidico 1511, l'aspetto del castello di Udine. Ma intanto era scoppiata la guerra austro-veneziana per il possesso della contea di Gorizia. Fu la miccia per fare esplodere le tensioni tra le due fazioni. Antonio Savorgnan accusò gli strumieri e gran parte della nobiltà friulana di sostenere i tedeschi e il giovedì grasso del 27 febbraio 1511 esplose un tumulto. La popolazione infuriata contro i tedeschi che stavano saccheggiando Pradamano, a pochi chilometri da Udine, prese d'assalto il palazzo dei Della Torre, che fu incendiato e distrutto, e i suoi abitatori trucidati. Fu una strage. I nobili soldonieri Cernieu, Valentini, Colloredo, Brazzacco e altri ancora furono uccisi e sepolti senza esequie. La rivolta si estese al Friuli collinare. I contadini assaltarono e diedero alle fiamme i castelli di Villalta, Moruzzo, Brazzacco, Spilimbergo, San Daniele Fagagna, Tarcento. Fu un mese di tregenda, che culminò il 26 marzo con una devastante epidemia e un terribile terremoto che distrusse il vecchio castello di Udine. A nord di Udine ecco il castello di Tricesimo, su un colle morenico che dal tempo dei Romani ospitò una fortificazione a guardia della strada Iulia Augusta, che portava da Aquileia al Norico. Feudo del patriarca di Aquileia, resistette più volte agli attacchi delle truppe dei conti di Gorizia. In vista di Tricesimo è il Maniero di Cassacco, un castello archetipo, luogo di suggestioni e di magia, con le sue grandi torri che nelle giornate limpide si stagliano contro le Alpi. Il suo nome pare sia da collegarsi al termine latino castrum, in riferimento al presidio che i Romani costruirono sul colle. Il castello vero e proprio fu eretto nel XIII secolo. Nel 1254 il feudo venne assegnato dal patriarca di Aquileia alla famiglia di Montegnacco. L'insieme monumentale attuale è composto dalle due imponenti torri, collegate fra loro da un corpo centrale. Lungo la cinta muraria poggiano torri di più modeste dimensioni e fabbricati d'uso rustico, che risalgono al XVIII secolo. Ma vediamo lo sviluppo del castello nei secoli in una ricostruzione grafica. La parte più antica dell'edificio è la torre di Mezzogiorno, che potrebbe risalire al VI secolo d.C., quando le opere difensive erano costituite da una sola torre e da un recinto. Ampliamenti, ristrutturazioni, restauri si sono ripetuti nel corso del Basso Medioevo e nel Cinquecento, quando fu eretta sulla destra dell'entrata principale la piccola chiesa dedicata a Santa Maria Assunta.
Così appariva il castello di Colloredo di Montalbano prima del terremoto del 1976 che lo distrusse pressoché completamente. Nel secolo scorso, il più illustre dei suoi abitatori, lo scrittore Ippolito Nievo, così lo descrisse. Il castello di Colloredo è come un vascello di sogno, vagante sull'azzurrino delle viti ramate. Colloredo fu costruito agli inizi del 1300 e faceva parte di un sistema fortificato a protezione della strada che da Porto Gruaro portava verso Artegna. I proprietari erano i Colloredo Mels, una potente famiglia aristocratica di origine germanica. La storia del castello è costellata di episodi guerreschi. Nel 1315 fu preso d'assedio ed espugnato dal conte Enrico di Gorizia. Nel 1511 Colloredo fu tra le vittime dell'odio tra le due fazioni friulane degli Zamberlani e degli Strumieri. Questi ultimi lo assaltarono e lo danneggiarono, anche se il colpo di grazia arrivò neanche un mese dopo con un disastroso terremoto. Una parte importante della cultura friulana ha vissuto e vive ancora qui, tra queste mura e queste torri, nell'incantevole paesaggio dei Colli Morenici. La speranza è che, come accadde nel lontano 1511, anche questa volta il castello di Colloredo di Monte Albano risorga grande come un tempo, soprattutto bello, come quel vascello di sogno di cui scrisse Ippolito Nievo. Costruito a partire dal 1636 sulle rovine di un preesistente edificio medievale, il castello di Soussains si rifà a modelli toscani. A volerlo così era stato lo stesso proprietario, il conte Fabrizio di Colloredo Mels, governatore di Siena, cresciuto ed educato in Toscana alla corte del Granduca Ferdinando I. Tornato in Friuli, aveva deciso di abbattere il vecchio castello ormai in decadenza e di ricostruire una residenza alla moda del tempo. Oggi la magnifica dimora ospita un ristorante. Regina dei Colli Morenici, San Daniele fu fortificata potentemente dai patriarchi di Aquileia, che ne fecero un mercato di primaria importanza per la sua posizione di accesso naturale tra piana friulana e arco alpino. Sul suo colle abitarono Celti, Romani e Longobardi, ma fu il Rinascimento il periodo d'oro di questa cittadina, da secoli libera comunità, orgogliosa del proprio autogoverno. San Daniele, piccola capitale culturale, ha nel suo cuore antico la biblioteca guarneriana, che conserva preziosi volumi che narrano le vicende e l'anima stessa del Friuli. Dai tesori della Guarneriana a quelli numerosissimi della città, al centro di una delle zone più belle e incantevoli del Friuli. Anche la storia del bellissimo castello d'Arcano è costellata di eventi tragici, di distruzioni e ricostruzioni, ultima delle quali quella ancora in corso dopo il terremoto del 1976. Ma questo castello, costruito verso il XIII secolo, fu saccheggiato al pari di tanti altri che fanno corona a Udine in quel terribile carnevale del 1511, in cui le fazioni dei filo-veneti si scontrarono con i filo-imperiali. Oggi il castello sta recuperando il suo aspetto antico, che ne fa uno dei più belli del Friuli. È Brazzacco la misteriosa Braitan che insieme ad altri 3 castelli accompagna Udine nell'atto più antico che ne fa menzione? In ogni caso, nel 1186, questo castello esisteva già e all'inizio del 400 passò alla famiglia Savorgnan-Brazzà-Cernieu. Del complesso castellano rimane in buono stato la struttura del castello di sopra, di cui si possono ancora ammirare le robuste mura difensive.
Non c'è castello in Friuli che più di quello di Villalta evochi fatti d'arme e di guerre e di dame e cavalieri. Le mura di questo forte bellissimo e severo, edificato probabilmente all'alba del secondo millennio, evocano clangori di spade, urti di armature, tuoni di bombarde. Il primo documento che ne cita l'esistenza risale al 1158, ma la storia del casato dei Villalta comincia con Enrico II, detto il Vecchio, che nel 1216 respinge le truppe di Vecellone da Prata, l'ha inviato dal condottiero ghibellino Ezzelino da Romano. Nel XIV secolo fu il patriarca di Aquileia ad esortare gli udinesi ad attaccare il castello. Furono respinti. Villalta cedette invece qualche anno dopo alle truppe dei conti di Gorizia. Tutti i residenti furono trucidati. Soltanto il signore del castello, Odorico di Villalta, si salvò. I Villalta furono tra i promotori della congiura più famosa e deprecata di tutto il Medioevo friulano, l'agguato mortale al patriarca di Aquileia, Bertrando di San Genesio, che avvenne a San Giorgio della Richinvedda nel 1350. La vendetta dei patriarchi fu altrettanto tremenda. Il castello di Villalta, alla pari di altri appartenenti ai congiurati, fu distrutto. Riedificato nel 1380, nel 1385 fu nuovamente attaccato dagli udinesi, che questa volta, per averne ragione, usarono per la prima volta in queste zone 4 bombarde. Oggi il castello, di proprietà del conte Dom Carlos Tasso de Saxe, Coburgo e Braganca, è visitabile su prenotazione. Il suo interno mantiene interamente le promesse della splendida architettura esterna. Tra le tante vicende drammatiche che costellano la storia di questo castello, quella del conte Lucio accese più di ogni altra la fantasia dei contemporanei. Nel 1699 Girolamo della Torre uccise a tradimento il fratello Sigismondo, sotto gli occhi della moglie Cecilia ed il figlioletto Lucio. Lucio restò segnato per tutta la vita da quella tragedia e crebbe rissoso, violento e prepotente. Sposò a soli 17 anni la dolce Eleonora Madrisio, ma non rinsavì. Anzi, stanco dei rimproveri della povera moglie, la uccise con la complicità del cugino Nicolò Strassoldo. I due sciagurati divennero inseparabili complici di nefandezze, finché arrestati a Farra di Sonzo vennero giustiziati il 3 luglio del 1723. Colui che calò la lama sul collo di Lucio fu il boia di Lubiana, che era, come in un racconto di Edgar Allan Poe, quello stesso Girolamo che 24 anni prima aveva ucciso a tradimento suo padre. Nel Pordenonese, forse per una salutare lontananza dai confini che separavano veneziani e imperiali, molti castelli si sono trasformati in grandi, splendide dimore. Si chiamavano Spegenberg e, come altre famiglie dell'aristocrazia friulana, arrivarono dalla Germania già nel XII secolo e si insediarono nell'antico villaggio che già da epoca romana sorgeva su uno dei più noti e facili guadi del tagliamento. Gli Spegenberg, per prima cosa, pensarono a difendersi, costruendo le prime strutture di quello che doveva diventare il magnifico castello di Spilimbergo. Fu un medioevo turbolento, quello spilimberghese. Gli assalti al castello, che per la sua posizione strategica era molto ambito,
cominciarono nel 1305, quando i duchi di Carinzia e i da Camino si allearono e posero l'assedio al Maniero, che resistette per 3 mesi e fu preso soltanto con l'inganno. Oggi il castello di Spilimbergo si è trasformato in un'imponente dimora, stratificazione di edifici di epoca diversa, alcuni dei quali arricchiti da splendidi affreschi attribuiti a Giovanni da Udine e al Bellunello. Soltanto suggestive rovine restano dell'antico castello di Toppo, che fu eretto sopra l'abitato di Solimbergo verso l'XI secolo. Quando la Serenissima prese possesso della zona, perse la sua importanza strategica e andò in rovina. Maniago è un borgo di origine romana che sorge allo sbocco della Valcellina. La cittadina è dominata dalle rovine di un castello che comprendeva un tempo il palazzo patriarcale, la residenza dei feudatari e 3 torri. La sua fine fu segnata dal sisma del 1511, anno maledetto per tanti castelli friulani. Dopo quell'evento non fu più ricostruito. Furono i turchi invece nel XV secolo a distruggere il castello di Aviano, che era stato fondato nel 976 dai patriarchi di Aquileia. Del castello, che domina la valle in bella posizione panoramica, restano il mastio, parte delle mura e 2 torri. Ed ecco che il nostro viaggio tra i castelli del Friuli Venezia Giulia volge verso la conclusione, ritornando verso il mare da cui era partito. Quasi un cerchio abbiamo tracciato che si completa ora anche in senso cronologico, passando per Marano e Strassoldo, per arrivare alla splendida Palmanova. Poche città nella regione Friuli Venezia Giulia hanno un aspetto così leggiadro e suggestivo come Sacile, che come Venezia ha l'incanto dell'acqua, la limpida corrente del fresco Livenza che la percorre e ne riflette i palazzi. Sacile, detta anche Giardino della Serenissima, fu città munita di potenti fortificazioni, di cui restano tracce in alcuni torrioni ancora ben conservati. Nell'immediato hinterland di Pordenone, in un incantato ambiente ricco di risorgive, sorge il castello di Torre, un tempo centro isolato e autonomo che fu abitato fin dall'epoca romana. Ora del castello di Torre, che fu del conte di Gorizia, dei Porcia, quindi dei conti di Ragogna, resta un imponente corpo di edifici di varia epoca. La storia del paese del castello di Porcia è strettamente legata all'omonima famiglia, che fu forse la più potente del Friuli. Il castello è un interessante ed eterogeneo complesso architettonico che può essere visitato nel suo perimetro esterno. Sembra che il castello di Zoppola sia stato edificato intorno all'anno 1000, probabilmente a difesa della strada che dal guado sul Tagliamento portava in direzione di Pordenone, che era stata soggetta alle disastrose scorrerie degli Ungari. Al pari di quasi tutti i castelli della destra Tagliamento, anche il castello di Zoppola ha subito rifacimenti che lo hanno trasformato in dimora nobiliare. Il terremoto del 1976 ha distrutto la bella torre in stile rinascimentale che ne connotava l'identità. Il corpo centrale si dispone tuttora intorno ad un cortile quadrangolare,
con pareti splendidamente affrescate. Una ricchezza che si ritrova negli splendidi ambienti interni, dove si trova lo splendido studiolo che fu creato per il raccoglimento del cardinale Antonio Pancera. Il castello di Cordovado costituisce il cuore dell'omonimo paese, in cui esistono ancora oggi notevoli tracce dell'antico borgo medievale. Posto in una posizione strategica già fortificata in periodo pre-romano, a difesa del fiume Tagliamento, nell'XI secolo il castello di Cordovado divenne un importante roccaforte dei vescovi di Concordia, a difesa della Bassa Friulana. Su tutte le costruzioni che caratterizzano l'imponente complesso, spicca la cinquecentesca villa Freschi di Cucania, di proprietà della famiglia Piccolomini. Protesa verso l'omonima laguna, Marano, principale centro di pesca della regione, fu munita fortezza già in periodo patriarcale. Nel 1543 fu annessa alla Repubblica Veneta, che ne rafforzò le difese in una visione strategica di contenimento di possibili attacchi austriaci oppure turcheschi. Da 1000 anni almeno Strassoldo è legata al nome della famiglia Strassau, di origine germanica, che qui si insediò prima dell'anno 1000. Le origini di Strassoldo risalirebbero al periodo longobardo, fortificazioni che sulla direttrice est-ovest separavano il ducato di Cividale dai domini bizantini. Situato a pochi chilometri da Cervignano, immerso in un ambiente unico per fascino e suggestioni, il complesso castellano di Strassoldo si divide oggi in castello di sopra e in castello di sotto. In realtà è un tutt'unico architettonico di rara bellezza. Il castello di Strassoldo, sospeso tra acqua e cielo, chiuso da mura robuste e abitato da coraggiosi cavalieri, mosse nel Medioevo la fantasia dei menestrelli. Nacque così la leggenda di Ginevra. Artico, signore di Strassoldo, per interessi dinastici aveva promesso in sposa la figlia Ginevra, di bellezza eccezionale, al nobile Federico di Cucagna, potente e ricchissimo, ma purtroppo vecchio e brutto.
Ginevra, innamorata e testarda, sposò invece il giovane e gentile Odorico di Villalta. Qualche giorno dopo il matrimonio, Ginevra si mise in cammino verso il castello di Villalta, dove, secondo la consuetudine dei tempi, lo sposo l'attendeva. Ma durante il tragitto la scorta fu aggredita e Ginevra rapita da una schiera di armati che la trascinarono al cospetto di Federico. Il signore di Cucagna la volle far sua con la forza, ma la bella Ginevra, per il dolore e l'umiliazione, si trasformò in una statua di pietra. La leggenda, che i trovatori cantavano nei castelli del Friuli e della Carinzia, aveva un lieto fine. L'amato Odorico, con un bacio, risvegliava Ginevra alla vita, mentre l'odioso Federico veniva punito della sua perfidia con la follia. E fu proprio nel castello di Strassoldo che i 5 provveditori veneti, incaricati della scelta nel 1593, decisero l'ubicazione della nuova fortezza di Palmanova. La nuova città che stava per nascere in Friuli per volontà della Serenissima aveva profonde radici nella civiltà occidentale e si configurava come summa di secoli di scritti e di divagazioni sulla città ideale. Questa meravigliosa stella a 9 punte, che rivela soltanto dal cielo, resta quale simbolo di una regione in cui l'arte della difesa militare dovette dispiegarsi nei secoli in tutti i suoi aspetti e le cui tracce restano quale tesoro architettonico unico ed originalissimo, in parte ancora da scoprire e valorizzare.